E Gianluca Peluffo, il vincitore del premio internazionale Matita d'Oro del Mediterraneo, bandito dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, il patrocinio dell'Arcidiocesi e il Comune di Agrigento, la Consulta regionale degli Architetti, l'Ente Parco Valle dei Templi, Fondazione Agrigento 2025, Polo Universitario di Agrigento, Rivista Chiesa Oggi e UMAR. La commissione giudicatrice, presieduta dal noto critico e storico dell'architettura contemporanea Luigi Prestinenza Puglisi, è completata da architetti di alto profilo come Maria Cristina Finucci, Michele Rossi, ha approvato la graduatoria del premio individuando in Gianluca Peluffo il vincitore del premio per la progettazione della moschea realizzata a Socna in Egitto. Al secondo e al terzo posto si sono classificati Mimmo Basile con il centro parrocchiale e la casa canonica di Reggiolo e Alberto Cusumano con la riqualificazione del complesso parrocchiale di Villaggio Mosè a Agrigento. Inoltre sono stati destinatari di una menzione per la qualità dei progetti presentati gli architetti Domenico Cano, Richard England, Sebastiano Fazzi, Francesca Leto, Giuseppe Pellitteri e Sandro Pittini. Sono 19 i progetti pervenuti da diverse regioni italiane e da paesi del bacino mediterraneo come Malta e Grecia, come ha sottolineato il consigliere dell'Ordine di Agrigento Raimondo Zambuto, che ha eseguito da vicino lo svolgimento del premio nel ruolo di responsabile del procedimento. Progetti che alimenteranno una mostra che avrà luogo il 9 e 10 ottobre in occasione della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti d'Italia, oltre che al Teatro Pirandello di Agrigento. La giuria, dichiara il presidente Luigi Prestinenza Puglisi, all'unanimità ha ritenuto di premiare il progetto per la moschea di Socna di Gianluca Peluffo e partner, un'opera di alto valore poetico che rende attraverso il gioco delle forme il tema del chiasma, ovvero la connessione e il dialogo fra orizzonti diversi. La scelta del tema i luoghi di culto nel Mediterraneo, ha dichiarato il presidente della Fondazione Piero Falcabrino, è perfettamente in linea con gli obiettivi dello stesso che contiamo di ripetere su temi diversi con cadenza biennale. Il premio, conclude il presidente dell'Ordine di Agrigento Rino Lamendola, costituisce un primo passo per la realizzazione del nostro progetto di costituire nella Valle dei Templi una biennale di arte e architettura che coinvolga artisti e architetti chiamati a offrire ogni 2 anni il loro contributo artistico e professionale per alimentare un crescente confronto culturale tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, stimolando una nuova arte e una nuova architettura contemporanea di qualità. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il prossimo 10 ottobre in occasione del convegno I luoghi di culto nel Mediterraneo, in programma al Teatro Pirandello di Agrigento, durante la quale interverranno architetti di chiara fama internazionale come Mario Cucinella e Gwendalina Salimei.